Sono 17 le amministrazioni comunali della Marca che andranno a rinnovo il 12 giugno prossimo. Questa è la data fissata dall'ultima seduta del Consiglio dei Ministri. Nessun comune supera i 15.000 abitanti, quindi non c'è il rischio di ballottaggi per il 26 di giugno. Quello più popoloso è Casale sul Sile, con i suoi circa 13.000 abitanti, seguito da Susegana 12.000, Trevignano 10.500, Silea, Resana e Santa Lucia di Piave tra i 9 e i 10.000. Al voto Borso del Grappa, Breda di Piave, Cappella Maggiore, Castelcucco, Salto, Fontanelle, Godega di Sant'Urbano, Possagno, Segusino, Tarzo e Zenson di Piave. Mobilitate da tempo le segreterie di partito che inevitabilmente, vista la dimensione dei centri, guardano ai movimenti civici. Ci sono comuni che sono attualmente governati da magari civiche di area centrodestra, dove fra virgolette noi riteniamo che responsabilmente sia l'opportunità anche di cercare il dialogo e cercare di capire se attorno allo stesso progetto per i cittadini, attorno alla stessa idea politica, si riescono a trovare delle convergenze. Il Partito Democratico, con i suoi circoli, i suoi amministratori, è al lavoro da mesi per preparare al meglio questo appuntamento. Il nostro obiettivo innanzitutto è quello di dare continuità a quelle esperienze amministrative alle quali stiamo già collaborando con successo, penso ad esempio a Cappella Maggiore, e cercare di dare il nostro contributo decisivo in termini di proposta politica, di idee, anche di persone, a tutti quei progetti civici che cercheranno di interpretare al meglio la volontà di cambiamento delle nostre comunità. Ci sono poi i referendum sulla giustizia, con i 5 quesiti sulla riforma del CSM, l'abolizione della legge Severino, i limiti agli abusi della custodia cautelare, la separazione delle funzioni dei magistrati e la loro equa valutazione, partita che la Lega rivendica. È il grande lavoro fatto anche dai nostri militanti nell'estate scorsa per raccogliere tutte le firme per indire questo referendum che consenta una riforma di una giustizia meno strumentalizzabile. L'altra incognita, l'astensionismo, anche se ogni partito confida nella propria base. In realtà il nostro elettorato è molto convinto di andare a votare, scusi, perché vuole cambiare le cose. Sicuramente le persone sono molto stanche, 2 anni di pandemia, la guerra, le difficoltà economiche non stanno aiutando, quindi un po' di malessere che porta all'astensione potrebbe esserci. Non lo sarà per Fratelli d'Italia probabilmente.